Lettori del Messaggero Veneto, sbuco come lo spettro della retrocessione per l'Udinese per parlarvi un po' della piazza e di un interrogativo che può anche interessare i tifosi. Ma questo è un pubblico da Serie A? Ci sono un po' di dati, insomma, che compaiono anche in questa stagione e che ci dicono che tutto sommato il Friuli ha passione per l'Udinese e per il calcio. C'è la famosa percentuale di riempimento degli stadi e l'Udinese è al terzo posto dopo la Juventus e dopo il Cagliari, che riempie il piccolo impianto provvisorio accanto al Sant'Elia in attesa del nuovo stadio che è stato presentato e per il quale ci vorranno ancora un paio di anni. E al terzo posto riempie l'impianto dei Rizzi per più dell'80% secondo i dati che sono l'ultima classifica, i dati che sono stati diffusi che riguardano il girone d'andata. Ma non c'è solo questo, c'è anche un 12° posto per quanto riguarda tutti, diciamo, la classifica degli spettatori, il numero degli spettatori. Leggo 19.450 spettatori di media nelle 15 partite giocate in casa, sono tanti. Anche perché ci sono delle squadre interessanti intorno e sotto l'Udinese, che è al 12° posto, perché è 12ª appunto in questa speciale classifica meriterebbe anche più attenzione per quanto riguarda i media nazionali, ma purtroppo il calcio è un business, il calcio moderno è fatto di bacini d'utenza, è fatto di diritti televisivi e lo spettacolo dello stadio è, diciamo, limitato così alla realtà locale e incide soltanto localmente. Altrimenti in Premier League il Watford di Sir Gino Pozzo potrebbe aspirare tranquillamente alla Champions League, visto che è quarto per la percentuale di spettatori che mette dentro lo stadio, il piccolo stadio di Vicarage Road, ma almeno naviga un po' meglio, un po' più in alto in classifica, e su questo bisognerebbe militare.